Qual è il valore innovativo dell'iniziativa di oggi? Un valore di valorizzazione soprattutto del territorio, di rispetto di un grande numero sempre più crescente di turisti che vogliono camminare, fare fatica, pensare, rilassarsi, ma fare anche religione, fare anche spiritualità. Avere anche l'opera Romana Pellegrinaggi che ho presentato oggi, che ci dà il via e ci dice che questo è un percorso importante per collegarsi a Roma, ma importante in termini europei, diventa essenzialmente di grande prestigio, ma soprattutto anche di grande valorizzazione di tutto il patrimonio che abbiamo, dalle bellissime montagne al mare alle colline. Noi riusciamo in tempi molto rapidi a portare oltre 100.000 visitatori, 100.000 pellegrini, con costi limitati, valorizzando delle realtà che non sono solo gli alberghi, ma anche piccole realtà come il bed and breakfast, come gli agriturismi, come altre piccole realtà di ricettività, in uno spirito di fatica, di religione, ma anche praticamente di sacrificio. Il turista che voglia percorrere la via dei Papi sulle Dolomiti che cosa trova e che cosa vedrà? Beh, vedrà uno scenario bellissimo perché ci sono dei percorsi già fatti in termini di piste ciclabili e di percorsi veri e propri. Farà fatica ancora a trovare delle tabelle, questo è praticamente il limite, però non sarà disturbato dalle macchine e vedrà un paesaggio che è incantevole.